credo che già 3 mesi di vacanza, insomma, sono sufficienti, quindi direi di no. Però l'edilizia scolastica avrebbe bisogno di un... Certo, quello sì, sicuramente. Anche a livello proprio di manutenzione sono molto carenti in questo senso. Sono della Germania e alla Germania c'è una regola: se non è aria condizionata nelle scuole e se è troppo calda la gente non viene. C'è una regola ufficiale. Non sono climatizzate, se non sono climatizzate credo che per i bimbi sia una sofferenza andare a scuola in queste condizioni, anche perché arrivano a casa più stressati di quando sono partiti, perciò sono d'accordo con questa cosa. Si potrebbe posticipare? Sì, si potrebbe posticipare, sì. Ma penso che non sia, il condizionatore sia solo una scusa, cioè è un impegno e quindi si possono aiutare già i bambini a capire che se ci sono degli impegni bisogna affrontarli indifferentemente dalle problematiche climatiche. Chi va da andare a scuola ora? Non so, è caldo che sempre sta, sarà un momento che sia più caldo perché un po' tutto il clima è cambiato. Fa bombe il clima perché anche i bombe riscalda. Anche qui, e dopo quello che sia dei condizionatori, una volta non erano i condizionatori. E qui butta fuori caldo, d'altra parte, non si vive in un appartamento senza climatizzatore, insomma. Quindi li facciamo iniziare normalmente? Normalmente, se no cosa diventa? Di bambolotti diventa. Fra feste, a noi hanno eliminato tanto feste ormai qui in Italia, che non saprei dire, dopo bisogna vedere i bambini in che modo li fanno lavorare, perché i bambini hanno bisogno di stare insieme, e non guardano il caldo.